avremo modo di chiedere un interrogatorio alla Procura per chiarire la posizione di Adriano Cappellari. Questo evidentemente in una logica collaborativa. Credo che ci sia spazio per collaborare e per poter definire quanto prima questa vicenda. L'avvocato Roberto Rigoni Stern fa comprendere quale sarà la strategia processuale, inevitabile, vista la quantità di indizi raccolti dai carabinieri di Bassano e dal PM Alessia Grenna nei confronti del giovane cronista Adriano Cappellari, da giorni al centro della clamorosa inchiesta che ha coinvolto come vittime la premier Giorgia Meloni e il prete anticamorra Maurizio Patriciello. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà interrogato e quindi la difesa quasi sicuramente avanzerà richiesta di patteggiamento per le gravi ipotesi di incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. Cappellari beneficerà della riduzione di 1/3 della pena e quindi sarà messo alla prova, magari proprio Caivano da Don Maurizio. È un giovane che ha bisogno di essere aiutato, io gli vorrei solamente dire: Adriano, sono prete anche per te, se hai bisogno di me io ci sono, paga il tuo debito con la giustizia e poi rimettiti in cammino e non lasciarti andare.